Bella raga, ciao a tutti del Cubendone veneziano, siamo su FIFA 18, Mondiali Impossibili, ho scelto il Senegal e non Panama perché avevo voglia della squadra africana, tanto ci sarà tempo per giocare con Panama, Costa Rica e anche con le big, perché tanto il Mondiale dura un mese, quindi avevo un mese di tempo per giocare sia con le scarse e poi invece provare le big. La prima partita purtroppo ragazzi è un pareggio, solito come indiano, non si è registrato l'audio, ve la racconto, è finita 1-1 con la Polonia, quindi neanche male. Gol della Polonia subito, dopo sbaglio un rigore, all'inizio del secondo tempo segno subito il pareggio con Keita, poi la Polonia ha due occasioni, un palo e una fuori di pochissimo, sempre con Milik, e alla fine finisce 1-1. Adesso abbiamo il Giappone che è la pescarsi del girone, la prima partita la Colombia l'ha vinta, col Giappone ne dobbiamo vincere assolutamente e cercare di passare il turno. Oggi facciamo vedere solo una partita, la facciamo vedere intera perché purtroppo la prima partita l'ho cannata per colpa di un audio curiosamente curioso. Mi dispiace ragazzi, comunque la classifica è questa: Colombia 3, Polonia 1, Senegal 1, Giappone 0. Ok, andiamo con la maglia bianca contro questa. La squadra è buona ragazzi, forse la miglior squadra africana, togliendo l'Egitto di Salah, ma per me è la più forte in senso totale il Senegal. Stadio Ekaterinburg Arena a Ekaterinburg. Vai. Pioggia torrenziale. Ne becchiamo sempre la pioggia. Vai. Vai raga, Japan vs Senegal. Quando penso al Senegal penso a Corea-Giappone 2002. Quel super Diouf che ha distrutto la Francia nella prima partita inaugurale di Corea-Giappone 2002 e la Francia, campione del mondo in carica, è uscita mestamente al primo turno in un girone con Danimarca e Uruguay. Quanto ho goduto. 4-4-2 con Robbo, il modulo con cui si presenta in campo quest'oggi. Quest'anno la Francia è una delle strafavorite secondo me perché è una rosa devastante, però devono vincere tutti, tranne la Francia. Vai, adesso pensiamo al nostro Senegal. Vai. Si schierano in campo col 4-3-3, modulo decisamente a trazione anteriore. I due attaccanti del tridente girano presumibilmente larghi, cercando magari di mettere palloni in mezzo. Dai ragazzi, su. Guadagna metri verso Occhio. Più col Giappone è la più scarsa del girone, è qua che dobbiamo fare la qualificazione. Dobbiamo passare contro di loro, la vediamo tutta la partita perché ripeto, contro la Polonia purtroppo l'audio non c'era. Occhio raga, occhio, non fare il porco, come grazie. Centra in pieno il difensore. Ok. Sabali. Buono questo, bellissimo. Vai Keita. Vai Keita, veloce come un porco. La rimette dentro. Qua proprio una cosa un po' difficile, infatti non va. Però buon inizio. Cerca la porta. Murato dal difensore. Merdissima. Occhio a Onda. Squadre di nuovo in campo oggi per questa seconda giornata della fase a gironi. Match importantissimo al di là dei 3 punti. Bravi. No, che culo. Fuori di modo. Conclusione da dimenticare questa. Dai Senegal, dai. Con Senegal il problema possiamo superare gli ottavi, anche superare il record che avevo con la Danimark finora, ottavi di finale. Per la mondiale impossibili veramente duri, eh? Maragna metri. Bussa su. Fuori per fallo laterale. Dai ragazzi. Idrissa Gueye. Ma no. Adesso Osako. Azebe. Inui. Attenti. Osako. Pericolo. Gol. Incredibile, ho visto subito che entra. La ricerca del gol che finalmente è ragazzi, qua non riusciamo a fare niente. Il gol era Sì, ma col Giappone, cazzo, da dai. diversi minuti ed ecco che è puntualmente arrivato. Offensiva e andiamo. Lo salta di lì. Occhio al pallone. Bellissimo, gol. Subito gol. Dopo un minuto pareggiamo. Grande Senegal. Grande Ndaye. Hanno pareggiato, dunque. Pressing. Ottimo. Il girone lo voglio passare, abbiamo tutte le carte in regola per passarlo, anche se non siamo favoriti. E comunque Colombia e Polonia sono in altra categoria. Buono, delizioso. Iper delizioso.
attento qui il difensore che allontana. No, ste robe. Bravo, 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 bravo. Qui a te. Gueye. Interrompono bene l'azione, allentando la pressione sulla difesa. No good, no Intervento good. efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Punta l'area. Ottima chiusura difensiva. Ottimissimo. Vai Keita. Vai Ha Keita, spazio involati per che... andare. Ah! Palla in mezzo dopo un buon intervento. Osako. Bisogna vincerla questa però. Bisogna vincerla. Il difensore ti fa Roba saltare. nostra, roba nostra. Pericolo! È sempre roba Siamo nostra, spazi Gueye. invitanti. C'è campo per andare. Ecco, però veramente queste squadre scarse hanno una caratteristica, sbagliano tipo un passaggio su Ci uno. sono metri a disposizione. Kagawa. Azebe. Il Giappone è una squadra discreta, Honda, Kagawa, qualche Non è buon finita. giocatore c'è però. Seconda sfida della fase a giro. Fine primo tempo 1-1, rispondiamo subito al gol del Giappone. Mi piace, teniamola così, vai. Assolutamente ho bisogno di 3 point. Per la seconda giornata della fase a gironi. I prossimi 45 minuti saranno decisivi. Vedremo quale delle Cos'è sta due roba, squadre Mané? avrà più benzina Cagava nelle infortunato, gambe bene. per portare Dai, a casa un Mané è risultato sicuramente il miglior positivo. uomo che abbiamo. Mané e Keita. Guadagna metri verso l'area. Attenta qui la difesa. Palla Dai allontanata. però. Nagatomo. Roba nostra, no. Anche Nagatomo, per carità, Azebe, cioè nel senso, il Giappone comunque ha giocatori abbastanza conosciuti. Sale il Giappone. Con Kagawa e Honda i numeri 1, però no. Occasione d'oro. Bravo. Colpito il pallone dal difensore. Se non battiamo questi. Yoshida. Sta avanzando. Questa è orrenda. Occasione. Poi che arriva corosamente Pazzesco. un vero e proprio dominio. 2-1 questo Giappone. vantaggio strameritato. Assolutamente. No, no, è un Pierre, disastro stanno giocando assoluto. davvero Osako, bene. sciofio. Mi chiedevo appunto Facciamo quando è cagare che avrebbero veramente. segnato. Il punteggio adesso è di 2-1. Interrompe bene l'azione. Ah beh, se perdiamo, addio qualificazione. No, no, però è ultra offensiva perché non abbiamo tanto Avanza il tempo. Giappone qui. Kagawa prova. Ha provato a giro. È veramente tosti sti mondiali, sul fondo. Sì, la conclusione non ha preso l'effetto voluto, ne è uscito fuori un tiro completamente sballato. Non mi sto trovando meglio con le squadre europee. Evitando guai. Perché vabbè, Danimarca e Islanda Si forse avvicina all'area. sono più forti. For l'Islanda non so. Con l'Islanda anche se sono uscito al primo turno mi sono divertito tantissimo. Danimarca un buon ottavo. Interrompono bene l'azione. Fa un disastro, cioè, se non vince veramente, cioè, neanche da pareggio, veramente è la vergogna. È il tocco di testa. Dai Fio, per piacere. Può avvicinarsi alla porta. Merda, Palla Dio. vagante adesso. Dio madonna. Ha scelto di abbassare il baricentro, di aspettare la squadra avversaria e poi magari colpirla con le ripartenze. Hanno deciso di passare al caro e vecchio catenaccio. Pallaccio. Dai, Dio lì, dai. Che schifo. Inizia il cupolotto. Conquista palla e punta alla porta. Non riesco a prenderla. Si libera della Ma che marcatura. figura di merda. Me l'aspettavo proprio col Giappone di non vincere sinceramente. Kouyate. Dopo il buon pareggio con la Polonia. Partono in Poi. campo aperto. Ma Dio, Puntuale qui, ponta, difensore sul nel passaggio. Mamma mia C'è che nervio. spazio per andare. La mette in mezzo. Para senza nessun problema qui il portiere. Manca pochissimo. Ma no, ma cosa fa? Laterale per il Giappone. Nagatomo. Che Inouye. disastro.
Non il pareggio, ragazzi, se no è finita. Era anche l'arbitro, madonna. Che oggi veramente sto tirando giù le madonne, però. Palla che finisce in out. Si accomoda in panchina, c'è il boato come sempre del pubblico. Evidentemente soddisfatto della prestazione di questo giocatore. Devo passarla così perché non so come passarla, sono stramarcato. Protagonisti nelle file della sua squadra. Guadagna metri. È finita ormai. Mette in mezzo con questo pallone. Sono quasi fuori, Allontanano il pericolo. Molto bene. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Kagawa, la delusione sul volto. Che disastro, che disastro. A volte capita di sbagliare, non deve abbattersi secondo me. Ancora 120 secondi alla fine. Idrissa Gueye. Dai. Bussasso. Porca trota. Il portiere è pronto per sfruttare questa occasione. Dai, l'ultimo istante. Difesa in difficoltà su questo cross, palla ancora viva. Dai, l'ultimo secondo. Ecco. Buono. 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 Gol! Proprio alla fine! 2-2! Magari si finirà nemmeno così, Penso che la Meno male, cazzo. dopo aver sofferto a lungo ora potrebbero anche non accontentarsi. Mamma mia, c'è andata bene, raga. Ha trovato la porta con grande precisione, con un gol formidabile. Sono un grande C'è andata bene, yes. tecnico, grande abilità di tiro come la sua. A questo punto speriamo nella vittoria della Colombia. Questa giocata. Partita che si chiude. Mamma mia. C'è andata di lusso, raga. Ciao Giappone, ciao. Ok. Colombia vince, perfetto. È tutto alle nostre mani, bisogna battere la Colombia comunque, che non è un'impresa semplice. Buono raga, sotto il comandante veneziano. Non sarà semplice, ma crediamoci, perché se non riusciamo a vincere neanche sto girone qua non riusciamo a passarlo. Allora, sono dolori. La Colombia ha già 6 punti, no, però non ha fatto la terza partita, vediamo. No, infatti, cazzo dico. Scusate, sì, 6 punti, 2-2, ok. Raga, bisogna assolutamente battere. Sì, perché 3 punti, contando che non pareggeranno mai Polonia e Giappone, devo per forza vincere, ragazzi, sarà comunque un'impresa. Raga, un saluto al comandante veneziano. Ciao!